Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del commendario veneziano, ragazzi, l'Ancona ha battuto il Venezia, ma anche il Bassano, siamo a +7 raga, +7. A 4 giornate dal termine, è quasi fatta ragazzi, stiamo calmi, ma stiamo calmi. Ragazzi, siamo contro la Reggiana, possiamo staccare il biglietto, lo voglio staccare sto cazzo di biglietto della Serie B. 7 punti in 4 giornate, se vinciamo questa. Abbiamo veramente tante possibilità di più. Dai raga, crediamoci, abbiamo fatto un bel campionato con tanti alti, però anche qualche basso preoccupante per la Serie B. Chiaramente servirà una squadra molto più forte per la B, perché sennò magari non retrocediamo, però sicuramente non andiamo nel calcio che straconta della Serie. Dopo fine campionato, nel prossimo video, se finiamo la stagione, poi guarderemo chi ha vinto le 3 partite, gli altri campionati, la Serie A e Serie B, perché chi va in B cercherò di saccheggiare la squadra che va in B quest'anno, sperando che sia una squadra che è forte. Non voglio parlare delle sensazioni. C'è la squadra tipo in campo. Voglio attaccarli, voglio dimostrarli. Allora, con energia. Buona fortuna ragazzi. Vai raga. Aspetta che manca l'audio. Ok. Vai ragazzi, andiamo, sta piovendo abbastanza pesantemente. Dai fioi. Sbaffo, siamo contro sbaffo ragazzi, la cosa mi fa un po' paura sinceramente. Orsolini nel posto di Capone perché purtroppo è leggermente infortunato, rientra domani. Andiamo a vincerla fioi, andiamo a vincerla cazzo. Adesso sceso un timido sole. Vai Diacate. Occhio, Diacate. Piantina, palo di piantina, porca trota. Aspetta. No. Dai raga, dai. Orsolini, il piccolo orso. Dai orso per Cutrone, vai Patrick. Spacca la porta Patrick. Diacate. È micidiale quest'uomo da fuori aria. Abdu. Diacate. 1-0. Bassano pareggia, il Modena pareggia per il momento, ma manca ancora troppo. Vai Patrick, no sti errori, ecco ogni tanto ci perdiamo, cioè siamo troppo narcisisti, cioè fermo la bella giocata, la perdiamo così, attenzione Marchi, aia, Guidone gol, mamma che gol che abbiamo, ma io non capisco il perché. Attenzione, stiamo soffrendo adesso, ma perché? Ma siamo arrivati a fine campionato comunque scarichi, ragazzi, c'è poco da fare. Si vede che siamo una squadra giovanissima. Vai Patrick. No, ancora Cutrone che si... Ma 2 errori così, Dio madonna però. 2 palle perse in questo modo, basta cazzo, hai rotto i coglioni che si è fatto 1000 gol. Buttala dentro e non per le palle, dai. Dai Patrick. Vaffanculo. Dai ragazzuoli. Vai Patrick. Passa la piantina. Ecco, ennesimo errore di Cutrone, quella puttana di tua mamma. Guarda che prendiamo gol ancora su errore di Cutrone. Ma vai a fare in culo, va. Un deficiente. Dai, incoraggiamolo. 2 gol presi su 2 palle perse di Cutrone. Cioè, per quanto ha giocato bene, se deve farmi 3 gol. Vai, fammi 3 gol per riscattarti. Pippo Melegoni, stiamo perdendo ancora in casa, cioè. Vai Cutrone, boom, vaffanculo, è uno, ne voglio altri 2, altri 2. Altri 2 Patrick, anche se siamo
Anche se ci vogliamo bene, siamo amici, voglio altri 2 gol perché mi hai fatto prendere 2 gol, cazzo. Tanto l'ho incoraggiato e ha segnato. Dai, porca di quella vaccona. Tattiche. Modro lo togliamo. E mettiamo Domizzi perché non mi fa un po' paura quella di quella munizione. Dai Patrick, altri 2 gol per cortesia, eh? E anche velocemente, grazie. Bassano pareggia, Modena crollo, il crollo modenese. Crollo modenese, si gode. Vai Piantina. No, sti tiri da cioccolataio però. Un po' il braccino a fine stagione, non stiamo giocando bene, tanti gol stiamo subendo anche. Attenzione, vai Garo, vai Garo, vai Cutrone, ma in cielo Cutrone. In cielo Cutrone, dai Peperilli, per piacere Cutrone, altri 2 gol voglio. Vai Pippo Melegoni per il Patrick, vai Patricone, vai Patrick, il missile Patrick. Bello, bel tiro. Togliamo Stulak e mettiamo a quadro. Dopo in attacco non posso fare cambio perché... Porca di quella vacca. Dai, Fioi, con la Reggiana in casa. Stiamo anche giocando su 2 gol su 2 errori di Cutrone, purtroppo. Attenzione, Pippo Melegoni ha problemi. Attenzione, Pippo. Problemi per Pippo Melegoni. Ora mettiamo De Simone. Dai, De Simone, cazzo. Pensavo meglio, sinceramente. Vai, Patrick. Patrick. Patrick! Mamma, bellissima azione di Cutrone, parata di Perelli. Ma non me ne frega un cazzo, voglio il gol. Modena, crollo, crollo del Modena. Il Modena è quasi fuori da tutto. Invece il Bassano, per il momento, vediamo cosa fa il Bassano. Il Bassano pareggia, De Simone, De Simone. Cutrone. Cutrone, si gira bene, Patrick. Patrick! Ancora errore, ma puttana miseria. Abbiamo sbagliato qualsiasi cosa in sto momento. In sta partita Modena, mamma mia, un 4-0, vinciamola cazzo per chiudere i conti. Vai De Simone, 78esimo a quadro. Ha ammonito a quadro. E ha ammonito anche Domizzi, bene. DHT, non perderla. Vai Piantina, questa è la nostra azione. Piantina, mettila in mezzo. Patrick! Patrick, Cutrone doppietta. Ne manca uno, Patrick. Ne manca uno. Rimaniamo offensivi, non mi interessa, la squadra deve... Serrate alla fine, non deve più passare nulla, Fioi. Andiamo il triplettone, Patrick. 2 gol. Attenzione, Bassano 1-1, il Modena crolla 5-0. Il Bassano vince 3-1. Tutto alla fine. Cutrone, De Simone, Garofalo, Orsolini, DHT, Cutrone, Cutrone. Niente da fare, però andiamo a vincere, la cazzo è fondamentale, un 3-2 pesante. E si va a vincere, grandi raga. Mamma mia, il Bassano tutto in 8 minuti ha fatto. Tutto in 8 minuti, il Bassano ci prova, il Modena è fuori da tutto, 7 punti su 9 disponibili, con la prossima, se vinciamo la prossima, è fatta. Vai ragazzi, contro il Sant'Arcangelo per staccare il biglietto per la B-Fury, purtroppo Melegoni 2 mesi, e DHT 2 giorni, ancora Clemenza rotto purtroppo. Niente, andiamo a prenderci, prendiamoci il campionato raga, questa è l'occasione. Sant'Arcangelo 17esimo, sicuramente non una squadra imbattibile. Ma sappiamo che questo Venezia è particolare, ogni tanto si perde un po' in un bicchiere d'acqua. Il Bassano va contro il Padova che... il Padova ci fa un favore, sarà dura. Vai. Cominciamo con controllo. Vai.
Inizia il match. Cutrone per A quadro. Garofalo. Si parte, ragazzi, contro il Sant'Arcangelo. Obiettivo, Serie B. La prossima è con il Padova, anche sinceramente voglio chiudere qua, perché col Padova dopo non venderanno carissima la pelle. Cutrone, Patrick. Fuori. Anche Venezia dopo tantissimi anni può tornare in B, nel calcio che conta, che è dalla B, insomma, cioè esserci le partite pesanti. Primo tempo che sta scivolando via velocemente. Ai dalla buona. Gol. Grandissimo portiere. Grande portier. Vai Orso. Vai De. Stiulak. Cutrone. Patrick! Boom, Nardi para. Il centrocampo un po' decimato, comunque. Diacate fuori, Melegone fuori, Clemenza fuori. Vai Sam, vai, attenzione a Mancini. Ai Cori, gol. Ho visto subito, gol del Sant'Arcangelo. Mamma mia, Serie B doveva fare veramente un lavoro importante, Cerchiamo il pareggio subito, l'incornata di qualcuno, niente. Niente da fare, Mamma mia. Posocco, cioè stiamo prendendo contro una squadra che ha Posocco. Ma dai, Posocco. E si fa anche l'assist, gol, dalla buona, 2-0. Sono molto deluso, però non può una squadra come il Venezia, che lottiamo per andare in Serie B, per prendersi scopoloni. Inaccettabile. E mettiamo in campo anche Ivan e leviamo... Leviamo Stiulek. Ivan rientra sul terribile. Sono sicuro che il terribile adesso spacca i culi a tutti. No, aspetta. Dai raga, madonna, però 2-0 così. La difesa mi è proprio crollata nelle ultime 10 partite, mi è crollata. Di Simone. A quadro. Di Simone, vai Piantina. Bravo Ivan. Piantina. Patrick, miracolo di Nardi, ma che so sto ricoglionito si scopre il nuovo Buffon, ma dai. Volevo fare anche il record di punti, ma... Credo che Capone, si sente la mancanza di Capone comunque. Rientra dopo l'infortunio. Al Capone. Anche Orsolini non è che finora ha fatto cose incredibili, però diamogli tempo. Attenzione, vai ragazzi, bel contropiede questo, vai Piantina, l'incornata subito. Ma che cazzo di tiro è? A quadro. De Simone, ancora Piantina e Capone subito, signori, Capone lo confermo, non mi interessa. Capone veramente appena entrato dalla grinta giusta, vai Al. Dai, pareggiamolo almeno, cazzo. Vai Facchini, tanto il Bassano, vince il Bassano col Padova, era chiaro, il Padova sta regalando la partita come al solito. Sei un solito Padova, Ivan Cutrone, 2-2, 2-2. Mamma mia che rimonta, dai. Una squadra iperoffensiva, Capone ha chiamato la partita comunque. Capone l'ha cambiata. Bravo Al. Dai, cazzo, vinciamola per staccare il biglietto. Il Bassano vince, addirittura rigore sbagliato dal Padova, partita pilotata, che schifo però, mamma mia, che vergogna. Vinciamo la nostra, il Padova non ci regala niente, anzi, è la prossima anche il derby, andiamo da già da campioni. Vai Ivan, fallo, ma vai a fanculo. Vai Modulo, De Simone, Bianchi, De Simone ancora.
Patriccone, sbaglia tutto Patrick purtroppo perde tanti palloni dove non deve perdere. Attenzione Cori da solo. Mamma mia, vista dentro. Dai fioi, dai, ma i cambi li ho fatti, se tocca a voi. Aspetta un attimo. La leviamo a quadro che è stanchissimo. Mettiamo Francesco Deli. Ok. Vai Fofana. A quadro. Il Fofa. Bravo Fofa per Kutr. Vai a quadro. De Simone. Piantina. Ivan. Peccato. Ivan era bella ma... Modro non sbagliarla. Ancora a quadro 9 minuti. Il Padova chiaramente non fa niente, dai. Attenzione Piantina, passala, non sbagliarla, invece la segna! Piantina! Zitto Bassano, stiamo calmi. Mamma che rimonta, mamma che rimonta. Serrate le file per piacere, no. Mamma cosa ha fatto Bianchi. Bravo Fakim, dai. Siamo a 5 minuti dalla B. Siamo a 5 fottutissimi minuti dalla B. Vai De Simone. Piantina, Cutrone, Ivan, dai, Ivan! Mamma mia, Nardi comunque, che portiere. Vai Capone. Vai al... Ah, peccato. Posocco, no, cioè attenzione a Posocco, ma non si può prendere gol da Posocco. Vai Cutrone. Dai che è finita, dai che è finita, dai che è finita. Sì! Siamo in Serie B. Siamo in Serie B. A 2 giornate dal termine. Obiettivo raggiunto. Siamo contro il Padova per la passerella finale in casa. Grandissimi ragazzi, grandissimi veramente. Dopo c'è anche il Bassano. Guarda, lo stadio comincia a essere più pieno perché siamo in B. Poi anche il derby Piantina subito. Piantina! Arca miseria. Penso la prossima avevo contro il Bassano. Meno male che abbiamo chiuso subito. Speriamo di vincere col Padova. Piantina! Fuori di poco. C'è Bindi, in porta c'è Bindi. In porta c'è Rosi. Bindi. A quadro. DHT. Patrick. Piantina. Boom. Mamma mia, gol alla RJ Robben. Il nostro Robben, fioi. Grande Piantina. Noi dovremo ripartire il prossimo anno in Serie B. Da Piantina Cutrone, anche se però voglio comprare anche un'altra punta, chiaramente, perché Ivan non lo riscatto. Cutrone e Piantina sì, al 100%, e silenzio anche. Attenzione al tiniere. Mamma mia, bravo Fakim. Voglio vincere anche il derby. Posso far turnover, è vero che potevo mettere in campo giocatori che hanno giocato meno, però fino al derby voglio vincere, punto. Chissà chi con me viene in B, sono proprio curioso. Comunque una nobile è tornata al Venezia. Adesso ci aspetta un campionato di una difficoltà immensa, ragazzi, infatti preparatevi taccuino e roba perché voglio assolutamente dei consigli. Garofalo dai 2-0. Boom! No, che traversa del Garo. Che traversa del Garo. Vai Stulak, DHT. Cutrone. DHT. Stulak. Piantina. DHT. A quadro. Capone. Vai al fallaccio. DHT ancora. Mamma che culo sto Padova. Stulak. DHT.
Dai, cazzo, potremmo essere già 3-0, vai piantina. Ancora niente fa, vabbè, va la stoppata, ha rotto il cazzo però, eh. Fine primo tempo. Beh, possiamo fare anche meglio però, eh. Ma il Modena, che scoppola che ha preso. Bravo a Quadro, Quadro recupera molti palloni, molto bene, Diakate. Cutrone. Stulak. A Quadro. Diakate. Stulak a Quadro. Vai piantina. Bravo, vai per Capone. Capone è un grande. Capone proprio ti cambia la squadra. Non c'è niente da fare. Bravi ragazzi. Ah, non si deve dire niente alla squadra. Guarda, giocano più liberi comunque. Boom, mamma mia. Soltanto posso mettere gente che ha giocato meno se non fermo cagare. Buono, buono. 63esimo. Tortori. Per Edera. E mettiamo Ivan per Cutrone. Ok. Molto molto bene. Ah, sto Padova non ha visto palla per il momento. Facciamo l'ultimo cambio. Mettiamo Orsolini per Capone. Che Orsolini deve carburare. Non ha ancora carburato benissimo. Vai a Quadro. Adesso segna magari. DHT. Mamma mia, peccato. Bianchi fuori. E si vince anche il derby. Ciao Padova. Ciao Padova, ciao. Un Padova molto arrendevole comunque. Emerson fallo, mamma mia, frustrazione per il Padova. Ciao. A casa e se ne va sotto la doccia. Fine ingloriosa per il Padova. E si va a vincere. Salutiamo la grande tifosi. Ragazzi, è finita la partita col Bassano, l'ho giocata senza registrare, abbiamo perso 3-1, avevamo tanti giocatori fermi con le nazionali. E niente raga, allora adesso andiamo a vedere Mondo. Serie A. Attenzione, il Napoli vuole vincere lo scudetto. Lo può vincere. Madonna, incredibile. Qua abbiamo Cagliari, Crotone e Palermo che rischiano la B, però insomma, ne rischiano in tante. Quindi fatevi un'idea insomma, sugli acquisti per la serie B. Ho bisogno del vostro coso, come si dice. Ho bisogno dei vostri consigli. Siamo in Serie B, un grandissimo Venezia, raga, sotto il comandante veneziano, nel prossimo video guardiamo un po' cosa succede negli altri campionati, la Champions League, tutto quello che è successo nel mondo. Raga, sotto il comandante veneziano. Ciao!